Buongiorno cari amiche e amici e benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano con queste sibille interattive dal titolo Sono sveglia o mi sta portando? Dove ti sta portando? Ti sta portando lontano dal tuo percorso ideale, che potrebbe essere verso un gruppo, verso un gruppo di amicizie, verso una crescita spirituale, verso un'amicizia fisica con qualcuno, eccetera eccetera eccetera. Ma prima di iniziare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legada e del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il Legada e Marietto Veneziano, coadiuvati dalla famosa Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. In più vi voglio ricordare che alle 21 di ogni sera il Legada, con un gruppo di piccoli maghi in erba, direi, stanno costruendo un muro eterico per rinforzare questa situazione che sta un pochettino deteriorando il tessuto sociale italiano. Quindi un muro eterico che il Legada e alcuni maghi stanno costruendo per difendere il nostro stivale. Bene cari amici, iniziamo allora le nostre sibille interattive. Vi ricordo una cosa: se contattate il Marietto Veneziano in privato sono 20 euro. Se invece volete delle risposte di sibille interattive, allora potete venire tranquillamente al mercoledì sera alle 20:30 di Sibille e Pendolino con il Legada, è gratuito, si fa una domanda, oppure al sabato alle 15:30 o alle 16, sempre sul canale del Marietto Veneziano. Bene, facciamo una bella mischiatina. Alla domanda sono sveglia o mi sta portando in giro, e facciamo, oppure possono essere anche amicizie maschili negative, vediamo un po'. Primo mazzetto, secondo mazzetto e terzo mazzetto, abbiamo i nostri tre mazzetti. Voi lo sapete, vi dovete concentrare, respirate profondamente, sedetevi, entrate in vibrazione con o il mazzetto numero 1, mazzetto numero 2 o mazzetto numero 3. Alla domanda sono sveglio mi sta portando, cioè potrebbe essere anche un tipo che vi sta portando in giro, vi racconta tante favole, ma che in realtà non vuole concretizzare niente a vostro vantaggio, è solo un parassita, un megalomane. Ecco, vediamo così. Bene, mazzetto 1, 2, 3. Eventualmente fermate anche il video, respirate profondamente e cercate di entrare in vibrazione con il mazzetto che vi è più consono. Bene, iniziamo. Alla domanda sono sveglio mi sta portando a spasso. Conversazione, prigione, sacerdote, amica e falsità. Allora, qui mettiamole tutte bene a favore di camera. Vedete che abbiamo subito una buona partenza, però attenzione, stop con sacerdote, una persona molto furba, vedete qua abbiamo subito uno stop iniziale, un blocco e falsità. È un'amica e quindi questa amica, vedete che c'è falsità, ci sta pensando, o questo amico ci sta pensando. Attenzione, chi ha scelto il primo mazzetto, direi che questo amico o amica è venuta con delle buone, come si dice, intenzioni, però è bloccata e vi vuol portare a spasso, vi vuol manipolare. Quindi chi ha scelto il primo mazzetto, attenzione, perché c'è uscito falsità e blocco con intenzione, è una tipa calcolatrice che fa la furbetta. Quindi chi ha scelto il primo mazzetto mi sa che si sveglia perché stai guardando questo video, ma questa amicizia che hai, che sia maschile o femminile, non è importante, è una bella furberia. Quindi attenzione, occhi aperti e orecchie come il Topo Gigio, la Marietto Veneziano. Secondo mazzetto, dispiacere, nemica, gran consolazione, casa e allegria. Invece nella seconda stesa vediamo invece che all'inizio questa persona si è presentata un attimino pesante, sembrava quasi una nemica, ma poi vediamo che c'è sicurezza, porta felicità e onori. Quindi è un aiuto molto importante, che sia una veggente, una cartomante, un amico, un'amica, qualcosa o qualcuno che vi si è avvicinato. Voi eravate in uno stato molto disdicevole, sembrava quasi una nemica, ma poi si è risultato un valido aiuto, perché vedete c'è sicurezza, allegria e gran consolazione. Quindi invece chi ha scelto il secondo massetto, questa persona che si è avvicinata a voi è propositiva. Vediamo il terzo mazzetto, costanza,
ammalato, domestico, donna di servizio e vedovo. Mettiamo le favori di camera. Chi invece ha scelto il terzo mazzetto è un po' una cosa un po' particolare, perché chiunque si sia avvicinato a voi eravate in un periodo un pochettino di abbattimento morale, si è avvicinato come un aiuto, sembrava un vero aiuto, però vedete che chiude in solitudine e rimpianti, quindi la carta è molto pesante, è una delle più pesanti del gruppo delle Sibille, quindi ha sfruttato il vostro abbattimento morale, è venuto come un aiuto, ma nella realtà alla fine chiuderà con un 2 di picche. Quindi per la terzo mazzetto direi che siete svegli perché state guardando questo video, ma attenzione, perché questa persona che si è avvicinata a voi o voi siete avvicinati a loro non è per voi, è una persona che bisogna insomma valutare bene. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi saluta, vi ringrazio di avermi seguito fino qua e seguite le altre pillole delle Sibille. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.